Ancora una spaccata con auto a Favara. Alle prime luci dell'alba di oggi, intorno alle 4:20, ignoti malviventi con l'utilizzo di un'auto usata come ariete hanno cercato di sfondare la saracinesca di una tabaccheria sita in Viale Pietronenni. A differenza di quanto successo 5 giorni fa ai danni del bar tabacchi del distributore di benzina Kuwait di Viale Regione Siciliana, questa volta i ladri non sono riusciti a prelevare niente, provocando però ingenti danni alla saracinesca che è stata divelta e alla vetrata dell'attività che si è spaccata. Da alcune testimonianze raccolte, l'auto utilizzata pare sia stata una BMW Station Wagon di colore scuro. 4 gli individui che col volto travisato avrebbero cercato di sfondare la saracinesca. Il forte rumore ha svegliato il vicinato che, uscito fuori, ha fatto desistere i malviventi che sono scappati. A indagare sull'accaduto i carabinieri della tenenza di Favara. Ed incessanti sono i controlli del territorio da parte dei carabinieri della tenenza di Favara per contrastare ogni eventuale illecito. Nel tardo pomeriggio di ieri i militari, agli ordini del luogotenente Giuseppe Tararà, hanno deferito all'autorità giudiziaria un favarese, GC, queste le iniziali del nome. A seguito di perquisizione personale domiciliare sono stati rinvenuti 1,5 grammi di hashish. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e l'uomo deferito all'autorità giudiziaria per l'ulteriore corso di legge. E spostandoci a Licata, i carabinieri del NOR hanno arrestato 2 cittadini di nazionalità marocchina, entrambi 32enni. Sono stati notati nei pressi della stazione ferroviaria. Da ulteriori verifiche, i militari hanno trovato in un magazzino 11 bidoni contenenti 260 litri di gasolio, dei quali i 2 nordafricani non hanno saputo indicare la provenienza. Successivamente si è scoperto che il carburante è stato sottratto alla ditta che esegue i lavori di manutenzione nella tratta ferroviaria Licata-Gela. Il gasolio è stato restituito ai legittimi proprietari, mentre i 2 nordafricani sono stati denunciati per ricettazione aggravata in concorso. A Naro, invece, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato in flagranza di reato un 49enne commerciante ambulante canicattinese per furto aggravato di energia elettrica e danneggiamento aggravato di edificio pubblico. L'uomo, la cui presenza nella cittadina barocca si deve alle festività di San Calogero, prelevava la corrente elettrica per alimentare la sua attività ambulante dalla scuola elementare La Coccinella di Viale Umberto I. Espletate le formalità di rito, al 49enne sono stati concessi gli arresti domiciliari.